Magna Congiura, il terzo capitolo della trilogia, fotoromanzo a colori realizzato da Piergiorgio Grizzo e Paolo Ciot. Ieri sera la presentazione al pubblico presso la sala del Consiglio provinciale di Pordenone. Il pubblico ha risposto presente alla chiamata. Moderatore il direttore di Telepordenone Gigi Di Meo, pure lui protagonista del fotoromanzo nella parte di... questo lo dovete scoprire voi. Piergiorgio Grizzo al termine della presentazione così si è espresso al nostro microfono. I creativi in qualsiasi arte, dalla fotografia all'illustrazione al cinema, non mancano di sicuro, e le idee, le buone idee non mancano di sicuro. E il libro oggi è stata una serata bellissima con tanti amici, molti dei quali hanno partecipato a quest'opera corale, che è appunto questo romanzo fotografato, nel quale attraverso una storia di finzione ispirata a James Bond, ai film del genere, si mostra un'intera regione, si vede quasi fosse una sorta di dépliant turistico, si vede un Friuli bellissimo fatto di montagne, castelli, fiumi, laghi, c'è il mare, c'è tutto, c'è proprio il piccolo compendio dell'universo, e tra l'altro con la partecipazione straordinaria di un sacco di volti noti della nostra regione, del mondo dello sport, della politica, della cultura, dello spettacolo e via così. Il libro presentato stasera poi sarà nelle librerie, nelle edicole della regione a partire da martedì prossimo 23. Posso lanciarti una battuta? Sergio Leone ha fatto la trilogia del dollaro, tu magari fai quella dell'euro. Sperando che ci porti fortuna.